Però noi adesso rientriamo in Italia e parliamo di eredi illegittimi, appunto, testamenti mai scritti, a complicare le cose anche famiglie allargate, liti che affollano le aule dei tribunali, ma che poi nascono negli studi dei notai. Non so se lei è convinta. Comunque Giuliana Bartolini fa parte del Consiglio Nazionale del Notariato, le diamo il benvenuto. Ecco, perché sui testamenti e l'eredità si aprono tanti contenziosi? Abbiamo visto non solo in Italia, onestamente, però insomma, in Italia sì. Forse perché non abbiamo una legislatura sufficientemente chiara, oppure perché per le coppie di fatto ancora non c'è, le famiglie allargate, eccetera, eccetera, non ci sono ancora delle leggi adeguate? Facciamo una risposta a un quesito per volta. Sì, le due. Le leggi ci sono fatte bene. In materia successoria soprattutto si tratta di normative che affondano le radici nel tempo e quindi sedimentate, collaudate. Una prima osservazione, diciamo, di fatto più che di diritto è che l'eredità ha un'aspettativa di incremento economico, di ricchezza. Quindi il testamento, che è uno strumento utilissimo per gestire il patrimonio per dopo la morte, se viene fatto vuol dire che si vuole stabilire diversamente da come la legge prevede e quindi qualcuno avrà di più e qualcuno avrà di meno. Questa è una prima ragione per cui i testamenti si prestano ad essere pugnati, anche se sono validi, sani, magari poi la causa finisce nel nulla e chi l'ha promossa paga le spese. Il testamento è anche un atto molto delicato, formalmente e sostanzialmente, perché formalmente deve rispondere a certi requisiti, in particolare parlo del testamento olografo, una scrittura privata scritta di proprio pugno dal testatore, il quale se la può fare anche a casa, senza consulenti, però la normativa è sottile. Allora, abbiamo sentito nella scheda alcuni casi famosi, insomma, che promettono poi di durare anni. Per i comuni mortali, invece, normalmente, quanto può durare una causa su un'eredità contesa e poi soprattutto quanto costa? E quanto costa mi pone una domanda che esce al di fuori delle mie competenze, perché io... E quanto costa lo sa l'avvocato, dipende cioè il giudice, ma dipende dal patrimonio, dalla durata, comunque costa carissima, tanto è vero che ricordo, carissima. Ecco, ammettiamolo. No, mi ricordo che il mio maestro notaio diceva sempre ai suoi clienti e a tutti, state attenti a fare le cause successorie perché 2/3 se ne vanno fra Stato, consulenti, eccetera, eccetera. Ecco, ma quando è che un testamento, dottoressa, si può considerare assolutamente inoppugnabile? Cioè quello è... Teoricamente, diciamo, nel senso che tutto si può impugnare, lo sa, è un diritto costituzionale. Allora, il testamento fatto formalmente bene, perché il testamento è un atto solenne ha dei requisiti, e sostanzialmente bene, cioè con rispetto delle regole. Ora, tutta la normativa successoria italiana è dominata da un principio fondamentale che è la tutela dei legittimari, cioè certi eredi apparenti particolarmente stretti, coniugi, figli, quando ci sono figli, i genitori, i quali sono tutelati nel senso che hanno diritto a una quota dell'eredità. Allora, se invece decidessi di fare un testamento che esclude dall'eredità tutti i parenti, anche quelli più stretti, e volessi dare tutto, che ne so, in beneficenza. Sarebbe molto bello, molto altruista, quindi apprezzabile come intenzione, però il testamento il testatore lo può redigere come ha detto lei, non è vietato, però dipende l'efficacia dipende dalla volontà di questi legittimari, figli, coniugi, come ho detto, i quali se vogliono rispettano la volontà del testatore, altrimenti hanno diritto alla loro quota e quindi... comunque hanno diritto. Sì, c'è proprio un diritto molto... Scusi, allora complichiamo le cose. Se ci sono dei figli di fatto nati fuori dal matrimonio, fa fede sempre anche lì il testamento, oppure invece no, anche se esclude figli, anche se esclude conviventi? Bisogna anche qui separare la situazione dei figli da quella dei conviventi, perché i figli, purché siano riconosciuti, godono di una tutela completa come figli legittimi, non c'è nessuna differenza, hanno gli stessi diritti successori, gli stessi diritti personali. La situazione invece che può essere critica è quella dei conviventi, perché è un rapporto di fatto socialmente estremamente rilevante quello fra i conviventi, perché in effetti è un rapporto di due persone che hanno una comunanza di vita, una stabilità, durevolezza nel loro rapporto. Ma insomma le chiedo in una parola sola, sì o no? È equivalente? No, il convivente va tutelato perché la legge non lo prevede, non lo prevede. Guido Berlozzetti, notizie.
Un'eredità può nascondere una voragine di debiti, come nel caso di Michael Jackson, che da re del pop rischia di diventare, come ci ricorda un articolo del Corriere della Sera, un re dei debiti, avendo lasciato un po' dappertutto conti in sospeso. C'è in appendice il problema dei biglietti di questo concerto che doveva essere svolto. Sembra che chi ha comprato questi biglietti verrà risarcito. Assolutamente, ti interrompo perché vorrei chiedere proprio questo a notare, ma se l'eredità di uno, c'è un'ipotesi in generale, in astratto, fatta solo di debiti, che si fa? L'erede c'è sempre, attivo, passivo, l'erede c'è sempre, perché qualcuno... Arriviamo al punto. Arriviamo al punto. Di conseguenza l'erede eredita i debiti. L'aspetto grave è che non solo eredita i debiti, ma che i creditori del defunto, del testatore, possono soddisfarsi sul patrimonio dell'erede alla pari con i creditori dell'erede. Naturalmente è logico che un sistema diciamo civile attuale non può pretendere. No, ci sono meglio che sapere, perché uno deve ereditare anche i debiti, mamma mia. Con l'annuncio dell'eredità si rinuncia a tutto, anche ai debiti. Uno deve rinunciare alla vita Vabbè, ci dobbiamo fermare qua, poi uno avrebbe bisogno di consulenza, di assistenza. Grazie a Giuliana Bartolini, Consiglio nazionale del notariato. Ascoltiamo adesso le previsioni del...